prese facoltà, mi pare, mi disse: senti, si laurea un giovane molto bravo con una tesi su Antonio Segni, su tuo padre. La prima volta che viene legato, perché non vieni a sentirlo? Ah, bene, andare, però ascoltare la tesi, la discussione, molto bene. Quando poi arrivò alla fine, il professor Mattone lesse la formula di rito, cioè la proclamiamo dottore in scienze storiche, così che si dice, con voti 110 su 110 e la lode, e poi disse: in altri tempi questa commissione si sarebbe augurata che lei proseguisse gli studi universitari. Di questi tempi questa commissione, che le vuole bene, si augura che lei non prosegua gli studi universitari. Però Salvatore Mura è sardo, quindi testardo, tenace, e quindi non ha seguito il consiglio del professor Mattone e dell'intera commissione, nessuno si dissociò. Spero per lui, sono convinto che avrà i riconoscimenti che merita, e quindi anche lui sarà contento di non avere seguito il consiglio, ma devo dire che io personalmente ne sono molto, perché da allora è diventato veramente l'interprete, lo storico più autorevole, più completo di quel pezzo di storia italiana, in particolare di mio padre, mettendo tutta una passione. E io l'ho seguito, abbiamo anche lavorato assieme, lui ha tirato il materiale, ma insomma abbiamo anche ricordato quella che mi è sembrata una bellissima cosa, la pubblicazione, la spiegazione, la divulgazione di un diario di mio padre scritto per alcuni anni, non per tutta la sua vita. E adesso la logica conclusione di tutto questo è il libro sulla biografia, sulla vita. A me è piaciuto moltissimo, ammetto, e tenete conto che il mio è un giudizio obiettivo, ovviamente, però credo che veramente sia un'opera che vale. Ma per sentire questo adesso, per capire tutto questo, non sentiremo gli autorevoli relatori. Buonasera a tutti, anch'io devo